Una rosa rossa è stata deposta sul tronco scorticato del pino marittimo contro cui ha perso la vita Veronica Colla. La giovane 27enne, mentre ricasava alle 4 del mattino, ha perso il controllo della sua Smart in via Martin Luther King e si è schiantata contro questo albero. L'impatto, avvenuto ad alta velocità, ha disintegrato l'auto e spezzato per sempre la vita della ragazza. Le prime informazioni indicano che si è trattato di una fuoriuscita autonoma senza il coinvolgimento di altri veicoli. Una decina di metri prima dell'impatto, la sua auto è salita inspiegabilmente sul cordolo che divide i due sensi di marcia. L'auto è poi, senza controllo, piombata sull'albero. Nessun segno di frenata è visibile sull'asfalto. È probabile che la ragazza abbia avuto un colpo di sonno o un malore che solo l'autopsia potrà stabilire. I vigili del fuoco e il personale del SUEM sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare Veronica, figlia di Roberto Colla, un noto agente immobiliare di Jesolo. La sua morte ha sconvolto i numerosi amici della ragazza che lavorava come barista in città e l'intera comunità di Jesolo. Una perdita per tutta la nostra comunità, noi ci stringiamo intorno alla famiglia. Sul posto i vigili urbani assieme ai carabinieri hanno messo in sicurezza l'auto, deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle prime luci dell'alba. Alcune persone, scosse per quanto accaduto, si sono fermate sul luogo dell'incidente per rendere omaggio alla giovane donna. Mi dispiace tantissimo per il fatto, perché tutti quanti abbiamo i figli. Veronica Colla lascia due sorelle gemelle, Giorgia e Gloria, e i genitori Sara e Roberto. La data del funerale sarà stabilita una volta che la salma verrà dissequestrata per le indagini in corso.